Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signori e signore, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette, il podcast delle chiacchiere perfette dove si parla di tutto e di... niente. Come mai così arrabbiata? Oggi sono incazzata nera. Allora, se sei arrabbiata tu, di conseguenza sono arrabbiato anch'io. Perché oggi voglio proprio dire tutte le cose che ci danno fastidio. Sono tante, Sono tante. Tantissime. Abbiamo una lista infinita. E intanto, benvenuti ad una nuova puntata, sia a chi ci sta guardando e chi ci sta ascoltando. La lista è bella grossa delle cose che ci danno fastidio, perché la puntata di oggi è concentrata su questa tematica. Le cose che ci danno fastidio. Ma prima, Ciao cheers! Cerchiamo di sbollirci un po' sbolliamoci un po'. Con che cosa, amore? con il nostro solito aperitivo. Che cosa c'è da bere? Ovviamente crodino. Vabbè, c'erano dubbi? No. C'erano dubbi? Assolutamente no. Niente. Non ce la facciamo più a fare ASMR, raga. E questa è una cosa che mi dà fastidio. Esatto, perché era una cosa di ciaccoette. Era proprio una cosa ricorrente. E invece, ragazzi, con questo caldo proprio i ghiacci non resistono. Si Vabbè, sciolgono. cin cin. Vabbè. Un cin cin fastidioso. Vabbè, c'erano dubbi che era buono? No. Assolutamente no. E dopo... Dato che appunto questa puntata parla di cose che ci danno fastidio, abbiamo deciso di creare il nostro solito cicchetto fastidioso. Un cicchetto fastidioso che però secondo me non è poi così tanto fastidioso perché a guardarlo sembra buono. Sembra buono, però i gusti sono un po' fastidiosi. Raccontaci che cosa ci hai messo. Allora abbiamo la senape, che non so voi, ma a me non è che piaccia proprio tanto, mi dà fastidio la senape. Pure io, nota big fan. Se me la metti su tipo un hamburger mi dà fastidio, non la voglio. Confermo. La mortadella, che è quella buona, mi piace. Buonissima. E i cetriolini, quelli sott'olio, che anche quelli... No, sotto aceto. Sotto aceto, che anche quelli a me danno fastidio. Ma perché? Sono buonissimi. Ma tipo quando vai al McDonald's che ti mettono il cetriolino sotto aceto, a te non dà fastidio, cazzo, io lo tolgo. Io lo tolgo. No, allora io questa cosa non la sapevo, ok? Perché comunque al McDonald's tu non ti prendi mai le cose col cetriolino. Appunto per quello. Sì, ma adesso che lo so probabilmente ti mollo. Ti mollo. Non è possibile. Ma perché ti piace? Ma certo. Tassativo deve esserci il cetriolino nel panino del McDonald's per me. Comunque, siccome non mi hai aspettato, faccio cin cin con i miei amici. Secondo me però non mi piacerà particolarmente perché la senape la odio. Fa schifo? A me non piace il cetriolino. Ok, sentiamo. Cosa ne pensi? È fastidioso abbastanza? La senape no. Mm. La senape no. Mortadella e cetriolino forse... Mortadella e cetriolino forse sarebbe stato dopo la mortadella. E la maionese. Sarebbe forse stata meglio. Però, vabbè, dai. Però dovevamo farlo fastidioso. Quindi... Finiamolo. Per forza. Bene. Ciancio alle bande, bando alle ciance, come dici tu di solito, ti ho rubato la frase. Esatto. Vabbè, l'abbiamo detto la scorsa volta, ma quanto è bella la scritta ciacquetta dietro? Ma sì, aspetta. Perché magari qualcuno non l'ha vista la scorsa puntata e questo qualcuno... Deve recuperare quelle vecchie. Deve recuperare quelle vecchie, metterci 5 stelle, iniziarci a seguire, attivare le notifiche di quando escono le nuove puntate, per non perdersene neanche una. Assolutamente, assolutamente. Comunque sì, ammirate. Ammirate la scritta. Ammirate la nostra luce LED con scritto ciaccoette personalizzato. Che tra l'altro non l'avevamo detto nella scorsa puntata, ma l'abbiamo preso su Amazon a un prezzo molto molto top. Abbordabile. Tra l'altro parliamone perché Mattia voleva prendere una scritta LED con scritto appunto ciaccoette, però
non con il nostro font. Esatto, però poi alla fine la Irene mi ha consigliato e mi ha detto no, facciamo Amore. le cose fatte bene. Perché noi o le facciamo fatte bene o non le facciamo le cose. O non le facciamo proprio E assolutamente. quindi mi sono imposta, ho detto no. Anche perché... Mi veniva il fastidio. Esatto, una scritta diversa dal nostro logo avrebbe dato fastidiosissimo. Ma secondo me non solo a noi, anche a chi ci vede e ci ascolta. Esatto, fastidiosa sarebbe stata proprio come che cosa? Facciamo una lista, cosa dici? Ah, dai, iniziamo con le cose che ci danno fastidio. Iniziamo. Allora, siccome sono tante, la Irene si è segnato tutto quanto sul suo meraviglioso... Ecco, questa cosa mi dà fastidio. Non si fanno questi rumori qua, anche perché dopo la rompi la cartellina. Sai cos'è che mi dà fastidio? Io. Sì. Ecco, Tu. anche tu mi dai fastidio. Ecco. Dai, allora, ho visto che hai lavorato sodo e lavorato hai sodo. diviso Sì. i diversi fastidi in categorie. Sì. Ok? Adesso li leggiamo e li discutiamo insieme. Perfetto. Se voi che ci ascoltate e ci guardate avete altre cose simili a queste che vi andremo a dire che vi danno fastidio, Lasciateci un commento. ovvio. Che vi leggiamo sempre tutti e vi rispondiamo sempre a E tutti. vi risponderemo se anche a noi dà fastidio quella cosa che dà fastidio a voi. Esatto. Allora, iniziamo con i fastidi sociali e interpersonali. Ok. Quindi con il rapporto con gli altri. Ok. Allora, io mi sono segnata la gente che ti tocca mentre parla. Cavolo, quella sì che dà fastidio come cosa. Guarda, a me di recente è successa una cosa di quel genere, che sono andata ad un corso ok, sì. e c'era una ragazza Ok. che ovviamente non mi conosceva da 2 o 3 giorni. Sì, perché dovevi fare questo corso. Lei era tutto un toccarmi, mettersi così. Oddio, migliori amiche della vita, no! Non ti No! conosco neanche, chi sei? Stai al tuo posto, se mi vuoi parlare, parlami, sono disposta io, mi piace parlare con le altre persone, ma non mi toccare. Mettiti le mani in tasca. Esatto. Poi, Mm? posso passare alla prossima? Passa. Che vedo che la lista è bella lunga. Esatto. Quelli che iniziano la frase non per offenderti, sai, però... No, quella roba lì è proprio fastidiosissima, se ha Fastidio. peso roba. Quella cosa lì è fastidiosissima, è proprio la peggio cosa. Esatto. Allora, se tu inizi la frase dicendo non per offenderti, ma vuol dire che mi vuoi offendere. Allora, se me la dici tu a me, so già che me la prendo, cioè è palese. Se tu mi dici non voglio offenderti, ma cioè è logico che mi offendo. È una Vabbè, cosa... ma io non... No, ho fatto un esempio. Ah, con un'altra persona. Con un'altra dici, persona. Se tu, sì. se tu mi dici non voglio offenderti, ma cioè, logico che mi offendo. È vero, sì, perché l'hai già premesso. L'hai già premesso. E soprattutto se lo dici è perché lo sai che è una cosa che potrebbe offendere. Infatti. Quindi tasi! Stai zitto! Poi, le persone che interrompono continuamente mentre si parla. Ok. Ti è mai capitato? Allora, a volte tendo anch'io a interrompere, però me ne accorgo. Guarda che io conosco di quelle persone che veramente non riesci a fare un discorso perché durante il tuo discorso ti interromperò 10 volte. Assolutamente no, bisogna comunque far parlare le persone. Lasciare spazio. Comunque c'è un'altra cosa che mi sta dando molto fastidio. Non hai il microfono al contrario? Ma perché devo tenere questo Vabbè, in mano? con una mano tieni la cartellina, con l'altra il microfono al contrario. Le basi di le ciaccoette. basi. Passiamo al prossimo, quelli che ti chiedono sempre quando ti laurei, quando ti sposi, quando. Quando? Lo decido io quando. Mai! E quando lo decido te lo vengo a dire, Esatto. ok? E gli amici che parlano sempre di sé.
Vabbè, io come un leone vero e proprio, logico che in un discorso deve sempre esserci Mattia Madengo. No, dai, però non è vero. No, dai, non sei esagerato. Ecco. Non sei E esagerato. poi comunque la mia esuberanza è un'esuberanza, come si dice, cioè simpatica. Sì. Ok. Però tipo io, sì, mi dà fastidio chi parla sempre di sé, però ad esempio mi sono accorta che io quando magari trovo una persona, l'altra persona mi dice ehi ciao, come stai? Io rispondo bene, ma dopo non gli chiedo e tu? No, dai, veramente. A volte Sai faccio... che non ci ho mai fatto Ma caso? non lo faccio con cattiveria. A parte che ogni volta che comunque chiedi ciao come stai è più una domanda così per comodità, in realtà l'altra persona non ti dirà mai Sto male. sto male. Sì, è vero, anche perché dopo se no parte il discorso, magari è una persona, cioè alla fine il come stai lo chiede una persona che non vedi da tanto tempo. Sì. E io di solito, cioè, tendo a non parlare delle mie cose personali se sto male con una persona È che non vero. vedo da tanto tempo, quindi è logico che di conseguenza rispondo sempre sto bene. È vero, è vero, è vero. Quindi diciamo che dai, Sì. ci sta il non chiedere Sì, tu ci se sta. non la vedi da tanto tempo. Hai ragione. Ecco, allora questi sono i miei fastidi sociali principali. Ah, ok. So che tu ne hai preparati altri. Certo, ho preparato anch'io qualcosa. Fastidi della quotidianità, quindi Vai. i classici Ok. fastidi che ogni giorno ci gironzolano attorno. Ok. Allora, vi lascio immaginare quando lavate i piatti, le posate bagnate nel cassetto No. nel cassettone, insomma, nel cassetto. No. Immaginatevi, ok, siete con il vostro coinquilino, state lavando i piatti e le posate e il vostro coinquilino mette via le posate senza asciugarle. Punto 1, poi secondo me sanno da freschin. Adesso voglio che spieghi a chi ci sta guardando che cosa vuol dire che sanno da freschin. Che sanno da bagnato, Allora, uovo marcio, una roba del genere. Allora, qui voglio aprire un dibattito. Eh. La parola freschin è una parola in dialetto veneto che in italiano non si traduce, ok? Come possiamo farvi capire questo odore in parole povere? Avete presente quando magari portate fuori il cane a passeggio, magari inizia a piovere e il cane si bagna e sa da quella puzza strana, oppure misto candeggina, oppure anche l'uovo marcio, anche le scarpe bagnate, oppure i piatti che lavate in lavastoviglie e magari non vengono lavati bene, asciugati. Bene. Quello è l'odore da freschin. Esatto. Quindi asciugare sempre forchette, coltelli, posate, piatti, bicchieri, tutto. Perché se no Sanda freschin. e fa fastidio. Prossima cosa, il cuscino caldo d'estate, ragazzi. No, beh, già a me il caldo proprio mi sta qua, non ne posso già più. Tra l'altro anche oggi fa caldo. Sì, veramente, cioè si esplode. Sì. Le confezioni impossibili da aprire, tipo gli affettati. Ok, io odio quando non mettono la linguetta apposta per Che aprire. la devi cercare per ore. O non c'è proprio a Sì. volte. Ma io dico, ma ti svegli che siamo nel 2025 e devi metterla la linguetta? I macchinari, ragazzi, devono essere moderni, devono sapere, devono aiutarci subito con la linguetta, se no i macchinari li buttate via. Esatto. E ve li compriamo noi. Che noi intanto siamo pieni di soldi. Il rotolo della carta igienica messo al contrario. Ok. Ma per messo al contrario io intendo una cosa. Tu come metti il rotolo della carta igienica quando lo finisci ne devi metterne uno nuovo? Allora io lo metto che c'è la carta che devi strappare addossata al muro. Assolutamente sbagliatissimo. Assolutamente Sbagliatissimo e la scienza lo dice. Sai perché? Perché soprattutto anche nei bagni pubblici, a parte che nei bagni pubblici è difficile trovare quella cosa lì, però se tocca il muro, ok, e quando fanno la pipì, soprattutto i maschi che tendono a farla in piedi, i schizzi vanno a finire sul muro e quindi se tu metti la carta che tocca il muro,
la carta si sporca con la pipì delle persone. Vabbè, che comunque io quando vado nei bagni pubblici strappo sempre via il primo pezzo di carta. Anch'io pensavo di essere l'unico. Lo appoggio sull'acqua che c'è dentro al water, così non schizza l'acqua e poi faccio la pipì. Però ecco, ricordatevi, anche voi che ci state ascoltando, che la carta igienica va messa con il lato da strappare che non tocca il muro. Ah, capito? Non lo sapevo. Non lo sapevo. Le notifiche vocali da 5 minuti su WhatsApp. Vabbè, allora ormai questa cosa qui non è fastidiosissima, ormai ci ho fatto l'abitudine, 5 minuti per me è pane quotidiano, in realtà. Sì, ma comunque ti dà fastidio, cioè quando lo vedi... No, ormai ci ho fatto l'abitudine, sì? Una volta ne ho ricevuto anche uno da 18. No. Non esiste, no. Chiamami a questo punto. Chiamami. Call me. La password wifi chilometrica scritta male. Mamma, con tutti i caratteri strani. Esatto. No. Però infatti adesso ho visto che si è un po' modernizzata la cosa perché ti basta inquadrare il codice QR. Ah sì, è vero. Perché effettivamente, ragazzi, andavi a casa Dio di qualcuno... mi potresti dare la password del wifi, per favore? Certo! E passava mezz'ora. Ci passava la voglia di prenderti il wifi. Sbagliavi a scrivere... E dovevi rifare da capo. Che magari era solo un carattere che avevi sbagliato. Sì. Assurdo. Poi hai altri fastidi tu? Certo che sì. Parliamo dei fastidi nei mezzi pubblici e durante i viaggi in generale. Qua se ne potrebbe aprire una lista infinita, però noi abbiamo, anzi io in questo caso ho cercato di estrapolare il peggio del peggio. La crème della crème. Sì. Allora, ovviamente la gente che parla ad alta voce al telefono in treno. Cioè, allora tu se devi parlare e sbraitare in un luogo pubblico, prendi il tuo telefonino e vai a casa tua e parli a voce alta a casa tua dove nessuno ti sente. Esatto, e se sei in treno e ricevi una chiamata e scendi dal treno anche se in corsa e rispondi alla chiamata. O parli sottovoce. Ma scendi dal treno e sei a posto anche se sei in corsa? Durante la corsa? Sì, cioè se devi per forza rispondere e parlare a voce alta, scendi dal treno e ciao, arrivederci. Ciao. Poi la gente ovviamente che non si lava, che puzza. Cioè basta ragazzi. Lavarsi. Un po' di deodorante, mal che vada, e siete a posto. No. No? Il deodorante senza lavarsi, assolutamente no. Ma perché peggiora la... Ma dai, ma che schifo. Sì, è vero. Però se proprio devi... Certo, comunque noi consigliamo lavarsi. Il lavaggio. Il lavaggio. Poi il vicino di aereo o anche di bus, di treno anche volendo, che praticamente si prende tutto il bracciolo, quindi tu sei ridotto così stretto perché non puoi appoggiare il braccio sul bracciolo perché c'è l'altro a fianco di te che te l'ha rubato. Assurdo. No, lì mi fa incazzare. E quindi inizio a spingere il braccio in modo tale che l'altro se ne vada nel suo posto. Poi chi si leva... Ah, ecco. Le scarpe. Le scarpe. Certo. In autobus, in treno, eccetera, perché comunque ragazzi i piedi, vuoi o non vuoi, puzzano. I miei no. Neanche i miei. I miei ragazzi non puzzano mai, ve lo dico, Però non puoi sapere chi ti trovi davanti. Sì, è vero. E poi, attenzione, soprattutto tu ascolta bene, il rumore della gente che mastica la chewinga con la bocca aperta. Ops. E per chewinga intendo gomma da masticare, per chi non lo sapesse. Ma quindi a te dà fastidio anche chi mangia rumorosamente con la bocca aperta? Sì. E anche chi fa tipo... quando beve... Sciuppa. Tira su... neanche succhiando. Quando bevi il brodo della minestra. E fai... Esatto. Quella... A me non dà fastidio, a me sì. Ascoltami, ma per fastidi a tavola, a te, il grana sul pesce, lo mangi, Mi piace. Ma so che c'è chi dà fastidio. Mi piace. Anche a me piace. Però ne metto pochissimo. Allora, di base, ragazzi, sul pesce non ci andrebbe il formaggio grana grattato. Però qui che state ascoltando e state guardando due persone che lo fanno. Sì, però appunto, tu di più di me. Più spesso intendi? Più spesso, sì. Però
se devo mettere in proporzione a quanto formaggio grana metto sulla pasta tipo a ragù e sulla pasta al pesce, su quella a ragù ne metto veramente tanto di più. Certo, sì, no, è vero, è vero. Lo doso. Anch'io effettivamente. E altra cosa che dà molto fastidio è chi dice: sì, sono arrabbiato, ma non ti dico il motivo. Beh. E allora? Fai a meno di dirmi che sei arrabbiato. O chi ti tiene il muso per tutta la giornata? Fai a meno, vai a casa tua. Sono arrabbiato. Vai a casa tua. Vabbè, dimmelo, cerchiamo di risolvere la cosa, no? No, non ti dico il motivo. E allora? Allora, torna a casa. Sì, vai via, ciao. Ciao. Non mi parlare più. Via, Raus. Morto. Parliamo di altre cose che danno molto fastidio. Cioè? Parliamo di strada. Beh, guarda, Macchine. qua ne avrei una carrellata. Chi va ai 30 km orari? Chi sta a culo alle Col persone? fucile. Vabbè, lì dipende. Chi sta a culo alle persone? Lì dipende. Spiega cosa significa stare a culo alle persone. Stare molto addossata alla macchina di fronte a te. Esatto. C'è qualcuno che lo fa spesso qua, eh? Sì, però mi dà fastidio quando qualcuno sta a culo a me. Cosa vuol dire? Ah, ok, sì, anche a me, effettivamente, sì, Cioè, sì. io posso. Sì. Io posso. Tu, ma gli altri no. Ma gli altri no. Certo. Ovvio. E chi invece non riesce a fare le rotonde? Sì, o che non mettono le frecce nelle rotonde. Apriamo una parentesi. Si mettono le frecce sulla rotonda. Sì, ma a parte quello, in Croazia hanno studiato la rotonda perfetta. È vero. Perché praticamente in Croazia ci sono queste rotonde che hanno 2 corsie o anche 3 a volte. Sì, quelle grosse. Ma ciascuna corsia è separata da un piccolo e basso spartitraffico. Sì. Quindi se tu devi girare alla prima uscita, devi per forza metterti sulla corsia esterna, come è giusto che sia. Se devi girare alla seconda uscita, ti metti o su quella esterna o su quella intermedia e avanti così. Esatto. E non puoi spostarti da una all'altra, o meglio puoi, però è difficile. Sì, cioè, nel senso... esatto. Diciamo che lo spartitraffico nelle rotonde in Croazia aiuta a capire come funzionano effettivamente le rotonde. E sono sicura che se tante persone italiane andassero nelle rotonde in Croazia ci sarebbero tanti incidenti perché nessuno le sa usare le rotonde. Ma perché forse quelli un po' old school non sono capaci a utilizzarle, perché io ho visto Ci che... si aggiorna. Ci si aggiorna. Perché tra l'altro ho visto che tendono tutti a restare nella prima. O in mezzo, e quando... Scusa, quando si mettono in mezzo tra una corsia e l'altra... Perché non sanno dove andare. Allora sai dove puoi andare? A casa tua. Per non dire altro. Stai a casa. Per non dire altro, bene. Ma ascolta, ma fastidi estetici ne abbiamo? Ne abbiamo un'infinità e partiamo subito dal primo, il più fastidioso. Hai un appuntamento con il tuo prossimo ragazzo, ragazza, uno shooting fotografico, un evento imperdibile. Fino al giorno prima hai una pelle perfetta. Il giorno che hai l'appuntamento, Sbrufolandia. Boom! Lì sì che sono parolazzone, Brufolazzo, via! Quelle sì che sono belle toste. Oppure anche i capelli quando non sanno come si devono. Sì! Allora, io ho i ricci, ok? E devono essere ricci. Hai ragione. Idem, io ho i capelli lisci e devono essere lisci. Devono essere lisci. A parte che io non ho neanche la piastra, non mi faccio mai la piastra. Perché tu hai i capelli lisci, effettivamente. Però stai certo che finché sei a casa e non hai niente da fare, hai dei capelli perfetti. Esci di casa e ti trovi un fungo. Sì, lì è un problema. Lasciamo stare che sia meglio. Ascoltami, io qua vedo, cioè mi avevi già anticipato che hai preparato un giochetto. Mi sono impegnata. Ti sei proprio impegnata. Mi sono impegnata. Ti sei impegnata. Mi sono impegnata. Raccontalo. Allora, questo gioco consiste nel ti dà più fastidio? Punto di domanda. E ci sono 2 opzioni da scegliere. Quindi io darò queste 2 opzioni a Mattia e viceversa poi, chiedendogli ti dà più fastidio l'opzione A o l'opzione B?
e sentiamo. giocate anche voi da Esatto. casa. Magari lasciamo 2-3 secondi prima della risposta, così rispondono anche loro prima. Esatto, Cosa siete dici? in compagnia con i vostri amici, vi lasciamo il tempo per discutere Esatto. 2-3 secondi Esatto. e poi vedete se siete d'accordo con me o con Irene. Chi parte? Parto io o Parti tu, vai. Ti dà più fastidio chi non usa mai la freccia in macchina? Quelli che ti stanno troppo a culo in macchina? Per me, quelli che ti stanno troppo a culo in macchina. Quindi io. Esatto. Ti do fastidio io. Mi dai molto fastidio. Sì, io non sopporto chi... Cioè, ho sempre paura che a un certo punto Sì. mi vengano addosso. Vero, perché anch'io ti ho detto, anche a me dà un fastidio quelli che lo fanno con me. Esatto. Quindi ci sta, onesto. Esatto. Accetto la risposta. Tocca a me. Vai. Allora, ti dà più fastidio chi mastica rumorosamente oppure chi beve e poi fa come se fosse in pubblicità? Chi mastica rumorosamente, Cioè, assolutamente. Però non scherza neanche chi fa No, non scherza neanche chi fa però ad esempio quando è tanto caldo e bevo tipo un'acqua ementa fresca ghiacciata, PS, adoro l'acqua ementa. Oh, buonissimo. Cioè anch'io a volte magari, perché mi rinfresca, dico ti adoro, scende tutto. Sì, Via con la prossima. Ti dà più fastidio il messaggio che ti dice solo possiamo parlare? Punto di domanda. E lì son cazzi. E lì son cazzi. Oppure il messaggio dell'emoji con quella faccetta insulsa che fa quel sorriso così. Io la odio. Insulso. Io la odio. Che non sai cosa vuol dire. Per me il messaggio con la faccina. Sì. Lo odio tantissimo. Anch'io, però quando ti arriva un messaggio possiamo parlare, guarda che a me vengono i sudori freddi. Sì, però dai, ma magari a volte non è poi così tanto tragica come cosa. Allora, il 99% sì. Di solito è tragicissima. Però quella faccina io non la sopporto. Neanch'io, è proprio insulsa. Ma cosa anche tu, che anche tu me le mandi a me ogni tanto? Sì, quando voglio prenderti per i sedere, fondelli. per i fondelli. Vai. Ti dà più fastidio chi divide il conto al millesimo? Mamma mia. Chi al ristorante sparisce quando arriva il conto? Beh, ma è difficile. Beh, cavolo, se mi succede gli tiro un pugno. Cioè lo vado a prendere. Vabbè, ma di solito tra amici sì, no, dai, non succede mai. No. Però aspetta, perché effettivamente a volte succede che magari sei a una cena con tante persone e ci sono quelle che Noi andiamo. Pensate che vadano veramente prima di andare via alla cassa a pagare la loro parte? No. Sì, però le basi. Quindi? Sei tanto stronzo se fai questa roba qua. Sì. Sei tanto stronzo. Quindi mi dà più fastidio chi sparisce senza pagare. Senza pagare. Mi dà fastidio anche però chi sta lì proprio al dettaglio, all'euro. Sì. Però vabbè. Però magari a volte chi sta lì a vedere il dettaglio. Cioè, allora qua dovrei aprire un dibattito, nel senso, tu sei più team alla romana o team ognuno paga il suo? Allora dipende, perché se io mi sono presa un piatto di pasta al pomodoro e tu ti sei preso il primo piatto di pesce crudo, il secondo piatto di pesce crudo, il terzo piatto di pesce crudo, no, scusa, perché io mi sono mangiato lo spaghetto al pomodoro, capito? Sì, sono d'accordo bambino, con te. vai a mangiartelo da solo il tuo pesciolino crudo. Sono d'accordo con te, con te. Se invece sono robe abbastanza simili, vabbè, ci sta. Però secondo me la cosa più corretta sarebbe quella di parlarsi prima di andare in ristorante che cosa si ha intenzione di mangiare. Esatto, hai ragione. Perché così, cioè, si capisce già da lì se si fa la romana oppure... Sì. Anche perché, cioè, se si fa la romana si ha anche possibilità magari di prendere un caricino di vino in più, è vero, una bottiglia. Puoi fare il furbo, diciamo. Esatto. Con le tasche degli altri. Sì. Passo io. Ti dà più fastidio il collega che batte forte sulla tastiera, quindi schiaccia i tasti, ok, molto fortemente. Sì. Oppure quello che canta a voce alta, sempre in ufficio parlo.
Quindi ti disturba? Ma succede qualcuno? Certo. No, allora, in realtà non saprei proprio scegliere, Ma sai? se devi scegliere? Se devo scegliere, chi batte sulla tastiera che si sente tantissimo. Ok, ci sta. Però non mi dà fastidio nessuna delle due cose, perché No? magari anche quello che canta fa ridere. Basta che non continui per tutta la giornata. Capito. Perché sennò, ragazzi, vi vengo a prendere. Esatto. Non va mica bene. Ma aspetta, ma stiamo lasciando i 3 secondi per gli spettatori? Vabbè, Buonanotte. lo sanno già? Cioè, lo stanno già rispondendo? Hai ragione. Io li sento. Sì, hai ragione. Li sento. Tocca a me. Vai. Ti dà più fastidio il rotolo della carta igienica messo al contrario, e qui torniamo appunto in quella cosa lì, Sì. oppure il sapone vuoto ma lasciato comunque lì? Il sapone vuoto lasciato comunque lì. Io divento nera quando vado in un bagno e non c'è il sapone. Per fortuna che mi porto sempre via la mochina, che mi salvo, però Sì. che nervoso. Comunque anche mio fratello, che salutiamo, tende tipo a prendersi magari il pacchettino di cracker dalla mensola, ok? Però lascia vuoto il pacchettone grande dove c'erano dentro tutti i pacchettini. Dopo lo picchiamo. Perché non si fa così? Cioè, allora, se la confezione è vuota, la prendi e la butti via. Ti prendi l'ultimo pacchettino di cracker dentro la sportina di tutti i cracker, prendi la sportina di tutti i cracker e la butti via. Messaggio per Filippo. Esatto, che salutiamo. Poi, ti dà più fastidio l'amico che arriva sempre in ritardo o l'amico che arriva tanto in anticipo e ti mette sempre ansia? L'amico che arriva in ritardo, perché ragazzi io sono una di quelle persone che meglio in anticipo anche di mezz'ora. Hai ragione, un po' troppo. Un po' too much. Io arrivo in anticipo o giusto? È vero, però io arrivo in anticipo. Tanto in anticipo, mi metti l'ansia. Raga, io alle feste sono sempre il primo che arriva. Sì, infatti. Bene, ultimissima cosa. Ti dà più fastidio il visualizzato senza risposta per ore oppure il sto scrivendo che dura una vita e poi non arriva niente? Il visualizzato. Però non scherza neanche sto scrivendo No, e poi alla fine neanche quello. Siamo lì. che sei lì dentro la chat Sì, che aspetti. Non sai se spegnere il telefono, però se lo spegni sai che comunque hai quel pallino in testa che ti fa dire cavolo che cosa sta scrivendo, che sta scrivendo così e alla tanto. fine non arriva niente. No, tutti e due nervoso. Sono gemelli, non so scegliere. E invece rilassiamoci un pochino adesso. Sì, dai, perché mi sta venendo l'agitazione. Esatto. Forse la stiamo facendo venire anche a chi ci sta ascoltando, quindi keep calm and be happy. Calm? Si dice calm? Keep calm. Non si dice keep calm. Keep calm. Non lo so. Parliamo di cose che invece adesso ci rilassano un pochino. Allora, aspetta che mi bevo un po' di drink. Ecco, esatto. Il crodino a me rilassa. L'aperitivo rilassa tantissimo. Assolutamente, è vero. Sì. L'aperitivo vita lenta. Ma in generale stare seduta a tavola a mangiare come un bue. Sì, mi rilassa molto anche a me quella cosa. Anche la ASMR, vabbè. La ASMR prima di dormire, ma non solo. Anche il rumore bianco, non so se l'hai mai sentito, ascoltato. Tipo le balene. Sì, o quello dello spazio. Hai capito quale? Certo. Quello lì mi rilassa. Poi, anche quando ti metti sotto le coperte pulite, profumate. D'inverno, quando sono appena messi sul letto. Quanto è adoreggio. Stupendo. Come dici tu? Adoreggio. Poi, vediamo. Altre cose? Beh, ce ne sono tantissime di cose. Quando ti togli i jeans stretti, soprattutto quelli skinny a fine giornata e dici anche struccarsi. Beh, allora perché io odio struccarmi. Mi viene l'ansia. Allora, per chi non lo sa, io ogni tanto mi metto una BB cream, ok, per uniformare il mio incarnato. Beh, ma anche perché ha poteri benefici. E anche perché ha la SPF. E il ginseng. Però quando arrivo a casa e me la tolgo, sto da pappa. Tra parentesi, se volete un'ottima BB cream, glielo diciamo. Certo. Glielo diciamo. Prendete quella di Herborian e se avete anche un po' di imperfezioni, c'è quella apposta per le imperfezioni. Sì, che l'hai scoperta grazie a me quella lì? Sì. Perfetto. Allora, costa come solo il Signore sa, però merita. Costa massa. Costa assai. Ma allora è buona però, quindi glieli do volentieri quei soldi, capito?
Costa troppo. Costa troppo. Costa troppo. Ascolta, vai. guarda che ho preparato anche un giochetto. Anche tu? Certo che ho preparato anche un giochetto, Si Vai. chiama Red Flag vs Green Flag. Bello, mi piace. Allora, per chi ci sta ascoltando da casa, perché non tutti lo sapranno, spieghiamo che cos'è una red flag e una green flag. Avete appena conosciuto un ragazzo online, vi piace tantissimo, potrebbe essere la vostra anima gemella, ma ci sono dei campanellini d'allarme che vi fanno capire se è una green flag o una red flag. Una green flag è una cosa positiva. Una cosa positiva che vi fa capire che quella persona potrebbe fare al caso vostro. Una red flag è l'opposto. Quindi quella cosa che assolutamente la mia anima gemella non deve avere. Giusto? Ma tanto io sono perfetta. Anch'io sono perfetto. Beh, ecco, questa è una red flag, sentirsi perfetti, però per noi è una green flag. Ma perché è vero? Perché è la vero. verità. Cioè, io sono perfetta. E io? Silenzio tombale. Ok, dai, allora, ho preparato alcune red flag. Ma ho visto che hai preparato anche qualcosa per me che ti devo chiedere. Certo, mi devi chiedere anche a me, ovvio. Dai. Allora, io ti chiedo, camminare scalzo per terra è una green flag o una red flag? Amore, lo sai che odio quando cammini scalzo per terra, quindi per me è una reddissima flag. Reddissima, proprio reddissima. A me dà fastidio, ma a parte che ti si attacca tutto l'onto sulla pianta del piede, e per onto avrete ormai imparato che si intende sporco. Mangiare il prosciutto con le mani e poi accarezzare le guance. Quindi tu mangi il prosciutto con le le mani poi ti accarezzo e e dico amore. Allora, è una red flag, però segnati questa cosa, che tu fai sempre ste robe qua che mangi con le mani, onte, e dopo mi tocchi i capelli. E a me viene sul nervoso e te lo dico sempre. È vero, scusami. Scusami. Sì, scusami. Ti scrive, fammi sapere quando torni a casa anche dopo una serata tra amici. No, vabbè, ci sta, secondo me è una roba carina. Basta che non sia morboso. Vabbè, che mi scrivi 10.000 volte. No, però ci tengo a sapere che sia tutto ok. Questa è una greenissima. È una green. Greenissima. È una carineria. È una carineria. Una gentilezza. Vai, adesso tocca a te. Allora, vediamo cosa hai preparato, perché io devo ancora leggerle. Vai. Allora, vuole sempre dividere i piatti al ristorante per assaggiare più cose. Porco! Allora, ammetto che è una cosa che faccio spesso, che ti chiedo sempre di dividere i piatti. Allora, a te piace? Per me è una green flag quando diventa troppo too much, cioè nel senso che ogni cosa diventa una red flag. Cioè, nel senso, ogni tanto mi va... No, allora, sai quando è che diventa una red flag? Quando mi imponi di mangiare quello che ti prendi tu, che però sai che magari a me non piace. Sì. Hai capito? Cioè, magari tu ti prendi una cosa che ha il gorgonzola, che sai benissimo che a me non piace. Ma non ti chiedo di dividerla. Non è vero, a volte me lo chiedi. No, non ti ho mai chiesto di dividere qualcosa con il gorgonzola. No, con il gorgonzola no, perché lo sai che non mi piace, ma con altre cose sì, è successo. Col tartufo, forse. Bene. Poi? Quindi per me è una red flag, dai, diciamo così. In generale red flag? No, green flag, green, dai. Ti chiede se vuoi assaggiare prima ancora di iniziare a mangiare. Red flaghissima. Devi prima assaggiare Ma tu? sì, devo assaggiare io prima la mia cosa, dopo te la faccio assaggiare. È vero. Dai, è una red flag. Hai ragione. Ti prepara la pasta ma la rompe tutta prima di buttarla in pentola, tipo a mo' di spaghetti, non so voi, ma io quando faccio gli spaghetti li spacco. Anch'io li spacco, quindi per me non è una red flag, ma per chi ci sta ascoltando secondo me sarà una red flag. E tra l'altro non so te, ma io quando ho un piatto di spaghetti li taglio. No, allora, quella è una red flag, Ma se no mi sporco tutta. No, è una red flag. Allora, però faccio un taglio a metà e basta, solo un taglio. Solo uno. Allora, ci sta a spezzarli prima di metterli sulla pentola, anche se so che a casa non saranno d'accordo, ma tagliarli proprio anche quando ce li hai sul piatto, cioè a sto punto ti facevi delle farfalle, dei bucatini
No, i bucatini sono tipo... Ma a me sai, qual è la mia pasta preferita? Qual è? E le linguine. No, sai qual è la mia pasta preferita? Le spazzol si chiamano così? Ah, sì. Buonissime. Ma cotti, cioè conditi con il burro e salvia? Burro salvia oppure pancetta, Speck e funghi. e anche panna. Sì. Buona. No, buona. scusa, no. Vabbè, Speck, panna e funghi. speck, panna e funghi, esatto, buona. Va bene ragazzi, speriamo di avervi dato abbastanza fastidio per questa puntata. Concludiamola perché non ne posso più. Ma c'ho un fastidio dentro, guarda. Ho caldo. Basta. Se ci saranno degli incidenti mentre le persone vanno in macchina, buonanotte, sarà colpa nostra. Palese. Perché gli abbiamo dato troppo fastidio. Bene ragazzi, grazie mille per averci ascoltato e guardato anche per questa puntata. Siamo sempre di più e vi ringraziamo di questo. Sì. Adesso dai, fate un respiro, anzi facciamo un respiro tutti insieme. Cin cin a noi, a voi e a Ciacoette.